Roberto Scalabrin, direttore artistico di questa rassegna, ci saranno anche due inediti, o almeno uno all'inizio nel prologo, di Giusto Pio. Ci può raccontare un po' la storia e questa contesa con Battiato? Ma è un racconto che io ho registrato anche con Giusto Pio, che ci ha unito un po' nell'ultima parte, diciamo la parte inedita e intima della vita castellana culturale. E niente, quando noi abbiamo fatto nel 2010 la stagione Suoni, Versi, Colori e Sapori, avevo piacere di avere nelle tracce musicali del disco una presenza musicale di Giusto Pio. Anche Giusto mi mise al corrente di queste due tracce praticamente che lui aveva nella sua testa, questi due inediti, Clandestino e Centro di Accoglienza, e però mi mise un po' in sospensiva dicendomi li stiamo un attimo valutando, perché Franco Battiato naturalmente li voleva anche lui nei suoi ultimi lavori, da inserire negli ultimi lavori. E poi alla fine, insomma, con un po' di amore per la città di Castelfranco li ha donati a noi, e quindi noi ne abbiamo fatto uno dei nostri valori di quella produzione lì.